Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, soprattutto buongiorno a Carlo Cambi, che dovrebbe essere in collegamento con noi quest'oggi via audio e automobile. Buongiorno Carlo. Cardinaccia Inarca, buongiorno, che il Come Signore sia andiamo? con lei. Come andiamo? Dove andiamo? Perché andiamo? Allora, dove andiamo? Stiamo venendo a Milano perché c'ho da incontrare un po' di operatori del vino che devono farci assaggiare delle nuove cose, in particolare il signor Bottega, che è il più grande produttore di Prosecco d'Italia, e poi passo un attimo a cercare la verità, va cercando che si cara, non passo da Radio Padania, da Radio Libertà, e mi dispiace, ma comunque facciamo conto che sono lì. E niente, vengo accompagnato da un autista di altissima professionalità, che tra l'altro è un ragazzo giovanissimo che ha avuto un coraggio da leone. Non gli faccio pubblicità, ma ti racconto la sua storia perché vale la pena. Me l'ha raccontata stamattina. Lui abita a Castel Raimondo, che è un bellissimo paese della Valle del Potenza, in quel di Macerata, e invece di fare come tutti gli ragazzi che si sono accontentati del posto nella fabbrichetta, ha scommesso sul suo territorio, ha messo su una compagnia di noleggio di automobili e ora sta diventando tour operator extra lusso per clienti facoltosissimi che arrivano in questi borghi delle Marche da tutta Europa. Tu peraltro sei un frequentatore delle Marche e puoi garantire che coltivare la pace interiore nei borghi delle Marche è assolutamente agevole. Quindi, per far capire anche ai suoi tante causa politici come esiste ancora un'Italia che ha voglia di intraprendere e di scommettere su se stessa. Questa è una bella storia, effettivamente, fagli i miei complimenti, anche perché il territorio si presta molto, no? Giustamente, però devi avere anche le idee e la voglia di realizzarle. Sì, ma devi avere il coraggio di dire, sai che c'è, scommetto su di me e sulla mia ambizione, sulla mia... Cioè, ti ricordi, abbiamo parlato un sacco di volte in trasmissione, dello spirito einaudiano, no? Dell'intraprendere per la felicità di fare qualcosa, non per il mero guadagno. Ecco, Marco Codoni, che è questo nostro ragazzo che ci sta accompagnando, è uno che ha deciso che il suo territorio valeva la scommessa imprenditoriale e ti ricorderai quante volte abbiamo raccontato storie di piccola e media impresa che nasce sulla volontà di scommettere sui propri territori. Se l'Italia ritrovasse questo orgoglio, soprattutto nelle zone della pianura padana, nelle zone del centro Italia, intorno ai distretti, tornerebbe ad essere un grande paese. Scusami per questa introduzione un po' a spot, però... Ma sai che cosa, Carlo? Era proprio l'argomento sul quale volevo che andasse la nostra conversazione oggi, a paragone dei fatti internazionali, che sono certamente importanti, che diciamo sono sotto l'occhio di tutti, per carità. Però io in tutto questo quadro internazionale in movimento, complesso da tenere sott'occhio, con evidenti riflessi per tutti noi, perché c'è poco da fare, a petto di tutto questo, però, mi sembra che stia passando sempre più in secondo piano quello che ci hai appena detto tu, cioè la situazione reale di questo paese, dei suoi territori, di chi vuole lavorare, di chi tutto sommato costruisce il futuro, perché alla fine questo è il nostro futuro, no? È vero che la guerra, che gli scenari internazionali, ma è anche vero che dobbiamo puntare su noi stessi. E mi pare che lo scenario domestico sia completamente fuori dall'ottica di tutti. In questo momento io sto pensando anche, oltre alla questione imprenditorialità, cose da fare, tasse, burocrazia, tutte le solite cose che alla fine stanno peggio che prima, le cose da quel punto di vista. Correggimi se sbaglio, Carlo, ma non mi pare che abbiamo fatto grossi progressi. Credo che anche la persona di cui hai parlato tu adesso stia facendo una scommessa, nonostante tutto, non favorito da un quadro generale che è mutato. Che questo ragazzo Seconda cosa, altra cosa, è la cosa dei servizi. Cioè, purtroppo in questo periodo più che mai alle prese con questioni di sanità.
Siamo messi no male, terribilmente male, però non sta facendo niente nessuno da quel punto di vista lì. Ma sai, voglio dire, se un governo di centrodestra, ora dice poi che poi io parlo sempre male del piatto dove si mangia, ma se un governo di centrodestra non ha il coraggio di chiamare i medici di base e di dire avete rotto le balle, basta con la convenzione, dovete diventare dipendenti del servizio sanitario nazionale, io vi pago gli stessi soldi che avete preso fino adesso, ma voi mi assicurate la medicina territoriale, tu dalla crisi della sanità non ci esci in nessun modo, ci puoi buttare tutti i miliardi che vuoi, il problema vero è che ti mancano i punti d'assistenza e devi smettere di mandare in ospedale per ogni qualsiasi cagata, perché altrimenti gli ospedali esplodono. Poi succede che quando hai bisogno vero, come nel caso tuo, dell'ospedale, l'affollamento è tale per cui non viene data una risposta positiva al cittadino. Ma se tu con un governo di centrodestra non hai il coraggio di fare le riforme che incidono sulle rendite di posizione, mi dici che lo deve fare? Pronto? Sì, ti sto sentendo, e ti sto annuendo. Capito? Ma lo stesso, allora guarda, stamattina stavo leggendo un po' di dati, mi è preso male, perché è vero che c'è la crisi internazionale, la guerra, cioè è vero che l'Ashline dice sputtanate a raffica, però è anche vero che il quadro di questo paese è PIL 0,5% più, ok? Deficit 3,1%, quindi la procedura di inflazione comunque te la tieni grazie all'eredità del signor Conte col super bonus. Ma parliamoci chiaro, pressione fiscale al 43,1%, e tu non puoi dirmi che sei un governo di centrodestra se mi porti la pressione fiscale a un livello più alto dei governi di centrosinistra. Se questi non si mettono in testa che devono tagliare le tasse tagliando la spesa pubblica, non tradiscono la missione politica che si sono date. E pensando a questo ragazzo che mi sta accompagnando, ma ai tanti piccoli imprenditori, ma mi dici che convenienza tu hai oggi in un paese come l'Italia a fare impresa se la tassazione media è del 43%, quando poi lo traduci inutile per la persona perché devi distribuire il dividendo, diventa del 70%. Ma uno l'impresa la va a fare in Gabon a questo punto. Cioè, ecco, ma mi fai capire il motivo, Carlo, secondo te? Mi fai capire il motivo per cui questi ragionamenti qui non riesce a farli un mediocre governante di centrodestra, qualunque? Non questi, sto parlando in generale. Perché non entra nella mentalità politica di un mediocre governante di centrodestra, o perché non lo può fare, perché tutti poi a parole sono d'accordo? Perché ci vorrebbe il coraggio di affermare ciò che tutti sanno, e cioè che Fratelli d'Italia non nasce come partito liberale, ma è un partito che ha nella testa la destra sociale, che non è distantissimo come atteggiamento rispetto alla realtà Stato da quella della sinistra. Cioè questo paese ha bisogno di liberarsi del partito. L'abbiamo perso, Carlo. Non ti sentiamo più, siamo arrivati al clou del ragionamento, ma ti abbiamo perso. Chiedo alla regia di verificare se il collegamento è ancora in corso d'opera, altrimenti facciamo una richiamata, confidando che tra le Marche e Milano ci siano poche gallerie, non tantissime, presumo. Presumo che si debba richiamare Carlo Cambi, per cui io adesso ne approfitto per dare un'occhiatina veloce alla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, che già saprete a memoria perché le notizie sono sempre quelle. Raid Stati Uniti-Israele su Teheran, colpito il quartier generale Basji, cioè i guardiani della rivoluzione o quel che l'è. L'esercito israeliano annuncia in corso nuove operazioni contro Hezbollah a Beirut. Secondo i media libanesi, colpito un edificio a Baalbek e hotel vari a Beirut, numerosi morti. Eletto guida suprema Mojtaba Khamenei, che sarebbe il secondogenito del defunto ex Ayatollah numero 1 iraniano. 56enne, secondogenito, considerato il figlio più influente ma anche chiacchierato, scrive l'agenzia ANSA. Dopodiché abbiamo in primo piano sulla nostra agenzia Stefani Barranza gli investitori che lasciano i mercati
asiatici per timori per l'inflazione e l'effetto della guerra sui mercati azionari. Dovremmo avere recuperato anche Carlo Cambi. Nel clou del tuo ragionamento mi sei scomparso. È che in tutto il tragitto c'è una galleria sola e l'abbiamo beccata. Eccola, quella che stavo evocando poco fa. L'abbiamo beccata al volo e l'abbiamo superata, presumo anche. L'abbiamo superata. Allora, capito? Il tema è quello. Cioè noi abbiamo un problema di razionalizzazione e di taglio della spesa pubblica. Se non si fa questo, il paese non ha nessuna speranza di cavare le gambe dalla mediocrità. Senti, ma questo vorrebbe dire però rinunciare a quella politica clientelare che è tanto cara a buona parte dello schieramento politico, no? Perché da quel punto di vista PD e Fratelli d'Italia sono uguali. Esatto. Ma vuol dire però avere come avrebbe detto l'amico Funari, ya famo o non ya famo? Ya dovemo fare, ti rispondo come avrebbe detto, capito? Ya dovemo fare perché la mortadella va tagliata fino a fine. Ma lo sai, Carlo, ti posso dire per inciso, proprio tra parentesi, che mi manca un sacco Funari, mi manca tantissimo. Beh, perché lui è stato un genio, perché dava voce a quella coscienza non becera, ma alla coscienza popolare, cioè quella da bar, ma allora erano bar come dei colti, erano bar fatti dall'artigiano che la sera arrivava a casa un po' incacchiato, erano fatti cioè ti faccio un ragionamento, ma tu senti più parlare di ceto medio in questo paese? Ah, bestemmia, vade retro Sant'Ana. Capito? Cioè, ma su quali gambe si deve reggere questo paese? C'è qualcuno che me lo spiega? Si regge su John Elkann, che ha grassato quanto più ha potuto i conti dello Stato. Su chi si deve? Sull'Ilva di Taranto, che non si riesce a farla camminare in nessun modo. No, perché tra l'altro, Carlo, adesso mentre tu parlavi, io googolavo così sui dati del PIL che hai citato tu prima, no? PIL 2025 cresce dello 0,5, cioè nulla praticamente, impercettibile. Il deficit è al 3,1, eccetera. Sintesi, l'Italia cresce poco, più tasse, più debito pubblico. E siccome sono rimasto un po' ricoglionito per l'influenza in questi giorni, mi sono svegliato e ho detto, ma guarda un po' che adesso governa il PD. Questo qua è il quadro di un paese governato dal PD. Cresci poco, più tasse, più debito pubblico. Esatto. No? Sì, ma te lo dicevo prima, perché lo schema è esattamente lo stesso. Allora, la domanda che io vorrei fare al tuo Dante Causa Matteo Salvini, no? E anche ad Antonio Tajani, ma ve lo ricordate che esiste una declinazione economica che si chiama dottrina liberale, per cui si incrementa chi produce reddito e si deprime chi succhia reddito? Ve lo ricordate che esiste sta roba o no? Cioè, o possiamo continuare ad andare avanti a raccontarci la favola del mago che ce lo chiede l'Europa? Ma di che? Cioè, ma questi un giro per la Lomellina, per il nord-est, per le Marche, per la provincia di Firenze o di Livorno, se lo sono fatti sì o no? Senti Carlo, ma secondo te quanto durano i Marco come il ragazzo che ti sta portando a Milano, e gli imprenditori, i facitori dell'economia reale, quelli che fanno sviluppo vero? Quanto fiato c'hanno ancora in corpo secondo te? Se riescono ad avere clientela internazionale durano, perché Marco è uno che probabilmente se domattina gli arriva il turista di Washington e gli dice guardi che questo viaggio costa $2.000, il turista di Washington, che è abituato a sapere che i servizi si pagano in rapporto alla qualità che si ottiene, non batte ciglio, è che se Marco deve contrattare con l'assessore Pinco Pallo una trasferta, se paga la provincia non c'è problema, se deve pagare di tasca l'assessore gli pone un problema. Questa è la differenza, capisci? Che noi stiamo vivendo Carlo, in un paese dove ci sono i grassatori autorizzati e dove invece l'imprenditore, lui mi faceva un caso, dice guarda,
Io lavoro bene con chi? Lavoro bene con la Tozzi, lavoro bene con Gucci, lavoro bene con quelle imprese che hanno un respiro internazionale e sono abituate a pagare in rapporto al valore che ricevono, punto. Sì. Però Carlo, mi viene in Ok? mente una cosa, il nostro Marco è un fornitore di servizi, il mondo dei produttori come sta messo? Perché Il mondo dei un conto produttori è sta fornire messo così. servizi anche Esatto. di nicchia e di qualità, ma il produttore della scarpa, del La domanda formaggio, del tondello. è perfetta la domanda, perché la domanda che tu stai facendo è: ma Marco esiste in tanto in quanto esiste una Tozzi? Ora rimaniamo nelle marche per capirci, Sì, certo. perché la Tozzi è un signore che produce delle scarpe che la gente si mette ai piedi, ok? Perfetto. Quello che noi non stiamo facendo in questo paese è curare quello che in economia chiameremmo il sottostante, cioè la produzione di base di ricchezza, che è la manifattura. Ok? Noi non stiamo facendo nulla per la manifattura, ma d'altra parte, se ti chiedi al ministro del Made in Italy, uno come Urso, per forza non ti occupi della manifattura, ma non perché Urso sia incapace, ma perché Urso ha nella testa i grandi gruppi industriali, mentre la ricchezza dell'Italia è costituita dalla flessibilità e dalla capacità di aggressione dei mercati mondiali delle PMI, ok? Certo. Cioè, d'altra parte, se tu vai in Brianza, no? Ora mi viene in mente la Brianza perché è vicina al tuo luogo. Qual è la ricchezza della Brianza? È l'Enel o sono le migliaia di fabbricette, come dite voi a Milano, che si specializzano magari nel produrre la microvalvola per il cuore impiantata in tutto il mondo? Ma tu hai idea, per esempio, a me piacerebbe prendere i nostri governanti e portarli a Mirandola, dove c'è il distretto del biomedicale, no? E fargli vedere come questa gente è in grado di produrre della roba che nessuno al mondo è in grado di fare, no? Però se tu a questi non gli dai un'università che forma degli ingegneri capaci di interpretare questi bisogni e lo fa in maniera rapida, non gli dai un collegamento con le intelligenze artificiali che funziona, non gli consenti di vendere all'estero senza balzelli doganali spaventosi, e questi poi alla fine hai voglia a inventarti delle cose di straordinario livello. Questi alla fine mollano, ma se mollano loro poi muore anche Marco, perché poi Marco vive del servizio che fa a vantaggio di questa struttura industriale. Tu hai citato, Carlo, la Brianza. Un caro amico, Conrad il Brianzolo, che ha una pagina su YouTube, su Facebook favolosa, bellissima, mi raccontava, forse l'ho già raccontata, ma lo ripeto per chi non l'ha sentita, mi raccontava, ha fatto questo video dove si è rivolto a Donald Trump, ma è lo spirito del Brianzolo, io lo conosco bene e lo condivido. E gli ha detto: Donald Trump, lascia perdere la Groenlandia, vieni qui a comprarti la Brianza, perché se te al Brianzolo gli proponi zero tasse, zero burocrazia, quello ti dice: ma dov'è che c'è da firmare? Andiamo a firmare subito. Capito? Cioè il Brianzolo è quella roba qua, per cui prima o poi con lo Stato italiano che va in questa direzione il Brianzolo entrerà in conflitto per forza, anche se il Brianzolo non c'ha nessuna voglia di conflitti, perché lui lavora e fa fare andare le mani, però lo spirito è quello lì. Se mi arriva il signor Trump e mi dice ti compro la Brianza, ma quello se ne va subito, dell'Italia non gliene frega niente al Brianzolo. Sì, ma in generale, allora ti faccio un altro esempio. Sai che questa mentalità sta Carlo, scusami, perdonami, sono le 10:00. La pausetta. Dobbiamo fare la pausetta, ma io vorrei che tu ripartissi proprio da dove stavi partendo. Ma perché tra pochissimo, dalla Brianza, Fanaiman e la Saperla Groenlandia. E però ti posso dire che esistono le Brianze del Sud, di cui non ci occupiamo mai, ma che sono più esclusive della Brianza. Poi mi spieghi il perché, Carlo, sono curioso, tra poco. Ok.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ci risiamo con Carlo Cambi, ci sono anche svariati messaggi, poi te li giro, sono arrivati via WhatsApp al 340 6709 659. Poi marcatevi giù, a proposito di Brianza, anche il numero per la diretta, che poi apriremo le linee, 02 92 94 7222. L'apriamo dopo le linee però. Intanto WhatsApp te li giro tra poco, 340 6709 659. Stavi dicendo ci sono altre situazioni esplosive in Italia. Sì, ci sono le Brianze del Sud, perché guardate, se voi andate a vedere oggi i dati di PIL, vi renderete conto che per paradosso ci sono delle isole del meridione che finalmente stanno arrivando a livelli di crescita superiori a quelli del nord. Perché dico finalmente? Perché dopo aver investito quantità inenarrabili di quattrini nel meridione, ce l'abbiamo fatte in alcuni distretti a costruire una nuova imprenditoria meridionale. Buona parte di queste aziende sono legate all'agroalimentare, ma ce ne sono alcune che lavorano in settori ad altissima specializzazione. Pensa per esempio a quello che ha fatto la Brembo, che produce freni, sistemi per l'automotive, nella zona di Catania, dove sono nate delle imprese satellite che si sono specializzate però in una meccanica di precisione di straordinario livello. Alcuni di questi sono fornitori della NASA, tanto per dirne una, e questi distrettini industriali del meridione sono ancora più incacchiati dei distretti del nord, perché oltre a avere tutti i pesi derivanti dal fisco, eccetera, scontano le inefficienze di sistema che a livello territoriale... E magari c'hanno pure le mafie più direttamente a contatto. C'hanno pure le mafie, e tu capisci che questi sono incacchiati come bestie, ma la verità vera è che questo paese la capacità e l'orgoglio, se mi permetti, imprenditoriale non l'ha perduto, è che non lo mettiamo più in condizioni di coltivarlo, questo è il punto. E ti dico la verità, in larghissima parte continuare con questa solfa più Europa è una follia, perché l'Europa ha dimostrato proprio in rapporto a queste crisi internazionali di non servire a niente, se non a un freno allo sviluppo. Ecco, ma secondo te si sta andando in direzione più Europa? Lo dico per paradosso, forse apparente, perché Trump, scusami Carlo, che ha paura di dire che questa Europa va cambiata e sviluppa sotterraneamente rapporti bilaterali con Merz, con Macron, eccetera, eccetera, ma non mette in discussione l'intelaiatura europea. Che ti devo fare? Ma questo, noi siamo un paese che ha detto no al Mercosur fino a ieri l'altro, poi improvvisamente ha detto ci va bene, perché Confindustria ha tirato per la giacchetta Urso e gli ha detto abbiamo bisogno del Mercosur per esportare la meccanica, ma noi abbiamo realmente fottuto l'agroalimentare italiano col Mercosur. Cercavo di spiegarlo al mio amico Lamberto Frescobaldi, che è presidente dell'Unione Italiana Vini, tanto entusiasta del Mercosur, semplicemente perché gli tolgono il dazio dal vino. Gli ho detto, Lamberto, parliamoci chiaro, tu in quell'area lì stai vendendo vino per 2,8 milioni di euro, per quanto ti tolgano i dazi, che cosa speri di arrivare a vendere? Vogliamo dire che venderai 10 volte tanto? Ecco, 10 volte tanto sono 28 milioni di euro.
Ma tu lo sai che adesso con questa approvazione provvisoria del Mercosur rischiamo che, avendo Milei fatto l'accordo con Washington per importare in Argentina il falso Made in Italy, quindi il falso Parmesan, il falso prosciutto di Parma, eccetera, eccetera, ce lo rimandano a noi? Vorrei fare questa riflessione. Noi abbiamo fermato il Mercosur in dispetto all'agricoltura. Milei, che evidentemente la cura di Milei con la sega elettrica, che significa taglio drastico della spesa pubblica e taglio drastico delle tasse, e l'Argentina ha fatto più 4,4% di PIL quest'anno. Lo sai quel 4,4% di aumento di PIL dell'Argentina da che cosa è composto? Sì, da cosa? Da un più 37% del valore aggiunto agricolo, con un aumento di esportazione dei prodotti agricoli argentini del 38%. E noi facciamo il Mercosur, che distrugge l'agricoltura europea e italiana, per andare a rapportarci con un paese come l'Argentina, che sta costruendo la sua rinascita solo sull'agricoltura. Secondo te stiamo facendo un'operazione intelligente o pessima? Sì, certo. Ti giro qualche messaggio però, perché ce ne sono alcuni interessanti. Allora c'è Stefano che fa il commercialista e dal suo punto di vista, molto negativo, dice: nessun governo ha fatto le porcate che sta facendo il governo Meloni sulla riscossione. Sono peggio dei piddini. Secondo te ha ragione Stefano? Sì, perché per esempio ha sdoganato il pignoramento senza opposizione. Quindi peggio del PD, come Stefano commercialista sì. dice. Allora, Sì. secondo messaggio, secondo me anche gli Stati Uniti stanno speculando sulle fonti energetiche. Secondo voi, con la potenza navale americana nel Golfo, ci vorrebbe molto ad annientare le basi iraniane che controllano lo stretto di Hormuz? Ma infatti lo stretto di Hormuz non è affatto controllato, il problema sono le assicurazioni, che non volendo correre il rischio di assicurare le navi che passano da lì, le tengono ferme, ma non c'entra un cazzo lo stretto di Hormuz. Marila ci riporta sui medici di base. Ricordo che il medico di base non ha ferie né malattie pagate, in occasione delle quali deve farsi sostituire a pagamento da un collega. Non ha locali né attrezzature che deve acquisire a pagamento. Forse i governi che si sono succeduti hanno fatto i loro conti che non coincidono con quelli dell'illustre Cambi. Non ho capito questa frase, però è quello che dicevi tu, secondo me. Esatto. Se io ti faccio diventare dipendente, le ferie te le assicuro, ma tu contemporaneamente devi accettare di fare gli orari, però. Che poi non sarebbe sta gran cosa difficile, o sbaglio? No, affatto. Ma sai perché non lo vogliono? Perché loro non fanno più le visite, tengono gli ambulatori aperti, quando gli pare li chiudono e poi si fanno la specialistica per fatti loro, ok? Se io ti faccio diventare dipendente, poi ti pago, ma tu sei costretto a fare gli orari di lavoro. Certo. Okay? No, ma la cosa assurda è che questi qui ogni 2x3 ti mandano o a fare gli esami o addirittura ti dicono vada al pronto soccorso. Così si fa la sua bella fila, si fa il suo esame. Che non fanno più la medicina di base. Allora io ti faccio diventare dipendente, ti obbligo a fare il poliambulatorio, ti obbligo a stare aperto la domenica con i turni, levo le guardie mediche e ti obbligo a non ospedalizzare per la minima cagata, ok? Certo. Dopodiché allora, il coach che non hanno le ferie, eccetera, eccetera, decade, perché le ferie te le do per contratto, però tu per contratto mi dai la prestazione che mi devi dare. Alessandro da Friuli, circa la questione dei produttori, dice: giusto il ragionamento che faceva Carlo Cambi, ma poi artigiani, commercianti, professionisti, piccoli e medi imprenditori votano Fratelli d'Italia anziché Lega. Chi è causa del suo mal pianga se stesso. No, ragazzi, facciamo un ragionamento. Come si dice a casa mia a Livorno, a fare le cose bisogna essere in due, cioè loro li votano, ma c'è la Lega che non fa nulla per essere votata, parliamoci chiaro. Altro messaggio, Cesare, che è un imprenditore. Buongiorno scorrettissimi, da lavoratore del comparto costruttori macchine e utensili vi dico che l'imprenditoria, ma soprattutto la progettazione, competenza, sono morti in Italia. Dopo 20 anni di onorata carriera, tra qualche mese cambierò tipologia di lavoro. Il problema non è solo il mercato, ma anche, forse soprattutto, il tipo di imprenditoria. Questo può darsi che abbia ragione, anzi ha sicuramente ragione, perché le terze generazioni sono devastanti da questo punto di vista in Italia, ma d'altra parte li abbiamo abituati che si mandavano in bocconi pagando
pagandogli vitto e alloggio senza fargli fare i sacrifici, e quindi è evidente che poi dopo ti porti a casa anche questo tipo di atteggiamento. Andiamo avanti. Ecco, andiamo avanti con un'altra cosa che mi ha colpito stamani, leggiucchiando qua e là, ed è la vicenda, non so se te ne sei occupato Carlo, che ha visto contrapposti il Pentagono e una società, Anthropic, di Dario Amodei, Sì. che sono entrati in aperto conflitto dopo che i generali statunitensi, ma anche il presidente Trump in sostanza, avevano chiesto meno vincoli nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale creata da questa società, dalla Anthropic, il cui amministratore delegato, chief executive, che dir si voglia, Amodei, e invece ha espresso timori molto forti. Ha detto: se io vado nella direzione che vuole la Casa Bianca, qui arriviamo alla schedatura di massa di tutti i cittadini e addirittura alla creazione di un esercito di robot che combatterà in modo autonomo, senza intervento umano. Il tema è quello dell'intelligenza artificiale. A me verrebbe da chiedere quanto tempo ci vuole perché succeda quello che teme il signor Amodei. Beh, praticamente è già successo. Se tu pensi, lo dicevo l'altra trasmissione, che in Cina oggi le sentenze vengono pronunciate da un computer e non più da un giudice, mi pare che non siamo lontanissimi. Il tema, sai qual è? È che l'ONU si occupa dei Propal, si occupa della tutela dei paesi islamici, ma del fatto che ci sia bisogno di questo sì, di un governo mondiale sull'etica dell'impresa, di questo non si occupa nessuno. E per esempio l'Europa, che si picca di essere la culla dei diritti, non ha ancora una legislazione sui limiti di utilizzo dell'IA, ok? Quindi capisci che l'ipocrisia ormai è diventata la prima legge che governa il mondo, e il pericolo che l'intelligenza artificiale si sostituisca sostanzialmente in tutte le funzioni umane non è affatto un'albagia da fantascienza. No, anche perché c'è un fattore generazionale, secondo me, perché io e te ormai facciamo parte di un'epoca di un'epoca che finisce, ma tipo i ventenni, i quindicenni, ventenni, 25enni di oggi trovano del tutto normale che ci siano queste applicazioni dappertutto, quindi diventerà assolutamente normale, non ti pare? Secondo me c'è anche un salto di mentalità da questo punto di vista. Io per esempio l'altro giorno parlavo con un ricercatore molto importante che mi diceva di fatto noi non abbiamo più barriere, anche la clonazione dell'uomo, no? del genere umano è assolutamente disponibile, non viene fatto perché c'è ancora una remora etica, ma il punto sai dove sta? Che noi stiamo costruendo una società dove muore il perché. Questi ragazzi tutti sanno come funziona l'intelligenza artificiale, ma perché funziona l'intelligenza artificiale non so chiede nessuno. La morte del perché è la morte della curiosità, della capacità critica rispetto alla realtà. E se ci fai caso, tutto, dai media ai telegiornali alle informazioni, tutto esclude la domanda del perché succede. Vero, è vero, verissimo. L'altro giorno a una lezione di giornalismo che tenevo ad alcuni giovani colleghi, gli ho detto: voi siete la prima generazione che usa uno strumento di scrittura senza sapere come funziona. Perché io, che sono nato all'epoca della linotype, sapevo come funzionava una linotype e come la mia parola digitata con una macchina per scrivere su un foglio di carta si trasferiva in una riga di piombo e quella riga di piombo a sua volta ridiventava riga di giornale. Lo sapevo perfettamente qual è il processo tecnologico. Se tu oggi prendi un ragazzo che lavora in un'agenzia di stampa e gli chiedi: mi sai dire come il tuo pensiero diventa messaggio? Quello non lo sa. Ed è la prima volta, non lo sa perché non lo può sapere, nel senso, a meno che non abbia una laurea in ingegneria informatica, non lo sa. E solitamente per fare il comunicatore non ti viene richiesto di essere un ingegnere informatico, ma ti viene richiesto di essere un bravo
interpretatore di quell'oggetto strano che si chiama uomo, quindi è più probabile che tu sia un antropologo, un sociologo, un economista che un ingegnere informatico. Bene, tu non sai come fai a parlare, a far diventare messaggio quella tua proiezione. McLuhan, che è un sociologo ormai datato da molti anni, ha scritto questo saggio meraviglioso che era Il mezzo è messaggio, per dire come la natura del mezzo, cioè di quello dello strumento che diffonde il messaggio, influenza il messaggio. Bene, siccome tu oggi non sei in grado di sapere qual è lo strumento attraverso il quale ti diffondi, quello strumento diventa proprietario del tuo messaggio, ed è esattamente quello che stanno facendo con l'intelligenza artificiale. Mi sono spiegato? Ti sei spiegato molto bene, quindi il medium e il messaggio vale ancora. Ma no, vale a maggior ragione, perché c'è la totale inconsapevolezza dell'utilizzatore del medium, totale. Quindi da questo punto di vista lo sapevo come funzionava, e quindi sapevo perfettamente che alcuni avverbi troppo lunghi non li dovevo usare, sapevo perfettamente che dovevo lasciare le ultime 4 righe di banalità, perché se il pezzo era troppo lungo si tagliavano senza fatica, e mi venivo razionalmente allenato a concentrare nelle prime righe del pezzo le informazioni di base, ed ero capace di esercitare una lettura critica dei fatti per restituirla con semplicità, perché non avevo a disposizione gli spazi sconfinati di internet, ma il mio messaggio doveva essere sintetico, chiaro e comprensibile. Però solo che adesso... quando il mio contadino leggeva il giornale che cazzo era successo, lo capiva. Se tu oggi metti quel contadino di fronte all'intelligenza artificiale, lo guarda come uno show delle cose di Raffaella Carrà, ma non capisce niente. E quindi crei un'umanità inconsapevole che è manipolabile e che non esercita lo spirito critico, e non esercitando lo spirito critico non è capace di assumere decisioni. Ed ecco che quando si parla della difesa della democrazia a me mi viene da ridere. Sarò un vecchio mazziniano, ma continuo a pensare che solo un popolo capace di intelligere la realtà è in grado di difendere la democrazia. Però e noi perdonami, stiamo facendo Carlo, tutto per evitare che il popolo conosca la realtà. No, sei arrivato al punto, perché adesso non perché io creda nel valore didattico della politica o del giornalismo, non ci credo tanto, però un minimo sì, e mi pare che sia la politica che la nostra categoria di giornalisti si sia perfettamente adagiata in quella situazione che tu hai descritto, piuttosto che vederne i limiti e stimolare il pensiero critico. Qua il pensiero critico è diventata una formula da rimbambiti, da rincoglioniti. È una cosa che non esiste proprio anzi è fastidioso il pensiero critico. Quindi che domani, per me, che domani arrivi l'intelligenza artificiale a sostituire il ceto politico e il ceto giornalistico, quasi quasi è una liberazione, perché questi ci sono già in quel paradigma. Ci si sono già adagiati e ci sguazzano. Sì, tanto vale sostituirli, per me tanto vale sostituirli in tronco. Per difendere se stessi dovrebbero contribuire a incrementare la capacità critica, capisci? Cioè loro sono come i dinosauri, stanno guardando il meteorite che arriva, no? E non si rendono conto che il meteorite è quello che l'ammazzerà. Però vabbè, contenti loro, perché posso fare io. Sì, appunto. Saltando a un altro argomento, intanto fammi ricordare il numero, apriamo le linee, lo dico anche a Francesco che ringrazio in regia. Apriamo le linee per chi volesse intervenire liberamente, giusto appunto, e, come da copione di questa radio, 02 92 94. Aspetta Carlo, perché sento un casino della Madonna. Chiedo alla regia di abbassare il volume di Carlo per il momento, perché sennò faccio fatica a parlare. Allora 02 92 94 7222 per intervenire in diretta. Da questo momento le linee sono aperte, grazie Francesco. E per quanto concerne i messaggi via WhatsApp 340 6709 659. Invece Carlo, saltando ad un altro argomento che stamattina ha catturato la mia attenzione, c'è la vicenda di Davide Rossi. Chiedo sempre alla regia di tenere basso per il momento il volume di Carlo, se no subentra un casino madornale. Lo alziamo quando parla, così non abbiamo problemi. Ecco, stavo parlando della vicenda di Davide Rossi. Commissione parlamentare di inchiesta bis sulla vicenda di Davide Rossi, è stato ammazzato, punto e basta, non è suicidio, è omicidio.
E l'amico Felice Manti ci ha messo pure il contorno dell''ndrangheta, perché tra le altre cose uno dei numeri sul cellulare di Rossi rimandava a una banca popolare di Basilicata e Bari, che era una delle banche usate da una cosca dell''ndrangheta nel territorio che va fino al Mantovano, tra l'Emilia Romagna e il Mantovano. Allora, il tuo punto di vista su questa vicenda e cosa ne sortirà fuori, Io secondo ho te? scritto, credo per primo in assoluto, che Mm. David Rossi non si sarebbe mai suicidato, lo conoscevo come conosco te, ok? Sì, E sì. David avrebbe fatto tutto nella vita tranne che suicidarsi, ok? Primo perché aveva le palle dure, secondo perché aveva del suo e quindi non qualsiasi cosa fosse capitata, terzo perché era uno che non aveva mai preso sul serio quello che stava facendo, lo faceva serissimamente ma non l'aveva mai preso sul serio, ok? Sì. Perché aveva una forte capacità critica. Detto questo, c'è una cosa che i giornali oggi non scrivono e mi meraviglio peraltro al quale io ho parlato a lunghissimo dell'inchiesta di Davide Rossi, ma non capisco perché non ce ne occupiamo, ma lasciamo perdere. Io ho fra l'altro un filo diretto con Carolina, la figlia adottiva di David, che è quella che si è battuta come una leonessa per arrivare alla verità. Ma lasciamo perdere questo. La verità vera è che lì ci vorrebbe che Nordio mandasse immediatamente un'ispezione alla Procura di Siena, perché chi ha insabbiato l'inchiesta sono i sostituti procuratori di allora di Siena, lo dico fino a prova contraria, e mi querelino pure se vogliono. Perché c'è, e te lo ricorderai, che Piccini, l'ex sindaco di Siena, ex funzionario di altissimo livello nel Monte dei Paschi, ha parlato subito del fatto che se Rossi avesse parlato avrebbe inguaiato dal punto di vista morale la Siena Bene, perché c'erano i balletti verdi, perché c'erano i testini, perché c'erano gli affidamenti fuori fido, eccetera, eccetera, eccetera. Rossi è stato fatto fuori, sai perché? Perché aveva fatto sapere che il giorno dopo avrebbe salito le scale della procura e si sarebbe fatto interrogare. Allora può anche essere che ci sia di mezzo l''ndrangheta che è stata pagata per eseguire materialmente l'arresto, ma a me piacerebbe sapere dal dottor Viola, che in quel momento era subentrato come direttore generale del Monte dei Paschi, se aveva parlato o no con David Rossi la sera prima. Mi piacerebbe sapere da Profumo, che era presidente del Monte dei Paschi, se la sera prima aveva parlato o no con David Rossi che si accingeva ad andare a parlare con i magistrati. Allora, pigliare l'inchiesta sull'omicidio di David Rossi esclusivamente come una faccenda di mafia fa comodo a tutti, ma deve essere chiaro che la mafia, se c'entra come esecutore materiale del delitto, come ma le ragioni del delitto sono infinitamente più profonde e mi auguro che la commissione d'inchiesta, alla quale faccio tanto di cappello perché sono stati abilissimi e determinatissimi nel portarla avanti, abbia il coraggio di chiamare a rispondere i veri responsabili della morte di David Rossi. Ecco Carlo, facendo proprio... No, ecco, sei stato chiaro, però facendo proprio la sintesi della sintesi, chi sono per te i veri responsabili della morte di Davide Rossi? Tutti coloro i quali temevano la verità sulla crisi del Monte dei Paschi di Siena, che guarda bene, non c'entra nulla con la presidenza che ha comprato il banco Ambron Veneto e l'agricola mantovana, non c'entra nulla. La verità è un'altra, è che attraverso il Monte dei Paschi di Siena sono passati per connivenza della sinistra tutti gli affari sporchi di questo paese, tutti, nessuno escluso. Tant'è vero che la Banca d'Italia, governatore Sua Eccellenza Mario Draghi, costringe il Monte dei Paschi di Siena a comprare l'Antonveneta, perché quello che non si è mai detto è che Mussari non vuole comprare l'Antonveneta, ma Mussari viene costretto a comprare l'Antonveneta.
Sì. E perché? Perché altrimenti Mussari avrebbe fatto l'accordo con la banca francese. Ma siccome faceva comodo per gli equilibri diciamo così, del milieu che sta intorno a Draghi, che Santander si potesse liberare l'Antonveneta, viene costretta a comprare l'Antonveneta. E di queste operazioni, diciamo così, per il favorrei nel Monte dei Paschi ne sono passate a quintali. Se David Rossi avesse aperto il suo archivio, saltava per aria metà dell'establishment nazionale. Ma mi viene in mente che anche la Fininvest usò, no, Berlusconi il Monte Paschi per tutte le operazioni. Allora, il Monte Paschi di Siena ha fatto credito, come posso dire, a tutto l'arco costituzionale, va bene? La ministra Santanchè era largamente esposta col Monte dei Paschi di Siena, tanto per dirtene una. Come erano largamente esposti col Monte dei Paschi di Siena le cooperative rosse, come era largamente esposto verso il Monte dei Paschi di Siena tutto il milieu della sinistra che esporta. Il Monte dei Paschi di Siena, sotto la presidenza Mussari, era diventato il crocevia di tutto il potere italiano. Per quello quel signore lo chiamava il groviglio armonioso. Esattamente, il groviglio armonioso, era quello. Ma secondo te, Mussari, sospettato di stare per mandare all'aria la più antica banca d'Europa, poteva diventare presidente dell'ABI, cioè dell'Associazione Bancaria Italiana, se non fosse stato che attraverso il Monte dei Paschi di Siena era passato il segreto del denaro di tutta Italia? Carlo, è molto intrigante questa, cioè interessante, non intrigante, è utile questa lettura che stai facendo, però abbiamo 2 telefonate in attesa, poi la pausa delle 10:30, passiamo le 2 telefonate. Pronto? Io sono qua. Pronto? Pronto, sì, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Fabrizio, buongiorno. Sì, allora, parlando della situazione delle piccole e medie imprese italiane, degli artigiani e poi di tutta quella gente che magari si fa un mazzo per innovare, fare prodotti nuovi, cercare sbocchi sul mercato. Quello che ci manca a noi è veramente quello che diceva Cambia, la rappresentanza politica. Allora la rappresentanza di Forza Italia non si capisce bene dove è orientata, troppo moderata, troppo pasticciona, non hanno il coraggio di prendere in mano la situazione del fisco, delle tasse, dell'oppressione fiscale. La Lega non so più cosa dire perché non ho più parole, visto che la questione degli artigiani e dei lavoratori in generale l'ha lasciata perdere da parecchio. Vi faccio un esempio, qui a Brescia per esempio c'è la questione della corda molle che sta toccando vette di incazzamento incredibile, praticamente hanno aperto questa strada di 19 chilometri fatta su poi una provinciale che c'era già. Salvini era venuto a promettere mari e monti che non si sarebbe pagata, adesso hanno messo fuori il pedaggio, per di più con le telecamere, perciò devi avere anche il telepass, e ha fatto una figura che vi dico incredibile. Un camion che deve fare 19 chilometri vi dico che paga 8 euro. 8 euro per 19 chilometri, una strada che aveva promesso che sarebbe stata gratis, e ci sono anche i video. Io non so cosa dirvi. L'altra questione, per far capire come veniamo trattati, è quella di aver aumentato le accise sul gasolio e averle abbassate sulla benzina, una cosa incredibile. Praticamente con tutti i problemi che abbiamo di spese di trasporto, logistica, vai a aumentare lì. Allora quello che manca veramente è il coraggio di difendere chi lavora. In questo paese non capisco come mai chi lavora deve stare zitto, deve subire, e invece lasciare spazio anche a altre, come si dice, categorie sociali che magari vivono anche di parassitismo. Quelle sì, bisogna dargli i soldi. Ecco, Fabrizio, non è per darti sulla voce, ma perché sono le 10:29. Ti ringrazio, è stato chiaro, e dobbiamo passare, abbiamo 1 minuto secco alla prossima telefonata, poi la pausa. Pronto? Chiedo sempre alla regia di abbassare il volume di Carlo quando parlo io, perché sennò è un casino. Sentiamo la prossima telefonata. Sì, pronto? Buongiorno. Mi sente? Buongiorno. Prego. Gino. A un minuto scarso. Esco un po' fuori dagli schemi. Sia veloce però, perché ha meno di 1 minuto. Sì, ecco, voglio solo è una mia constatazione. Si parla molto di economia libera, d'accordo,
Ma come mai non ricordiamo mai certi personaggi come Pietro Gabetti, morto a Parigi, malmenato dai fascisti, oppure anche Malaparte? Queste persone non vengono mai ricordate, ricordiamo sempre Matteotti, invece questi che hanno dato molto proprio per l'economia libera, specialmente Pietro Gabetti, non viene mai ricordato. Questo mi dispiace molto. Ecco, tutto qui. Grazie. Bene, grazie a lei. Pausa e poi ritorniamo subito con Carlo Cambi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu hai difficoltà a digerire, soprattutto nei cambi di stagione? Bruciore di stomaco, mal di stomaco, gonfiore dopo i pasti, alitosi? Potrebbero essere tutti problemi digestivi. Noi oggi abbiamo la soluzione per voi, il nostro GastroFree, il nostro integratore, il nostro protettore naturale dello stomaco alla bava di lumaca. La bava di lumaca che va proprio a creare una barriera protettiva sulle mucose di stomaco ed esofago. Volete provarlo? Un flacone 24 euro, ma stamattina chiamandolo 030 68 40 408 un'offerta speciale straordinaria. 3 flaconi del nostro GastroFree a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio speciale riservato solo per voi. Chiamate subito adesso lo 030 68 40 408 per dire addio a quei fastidiosi gonfiori, a quel bruciore dopo i pasti, a quel senso di pesantezza dopo i pasti, al reflusso, insomma tutte quelle problematiche dovute alla cattiva digestione. Chiamate adesso 030 68 40 408 per la vostra offerta straordinaria di GastroFree. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Allora, Carlo Cambi con noi per l'ultima parte della trasmissione. Aggiungo, Carlo, alle 2 telefonate un messaggio che ci è arrivato da Gianni da Roma, che ci dà modo anche, credo, di fare una piccola precisazione metodologico/ideologica, se mi consenti di chiamarla così, perché scrive Gianni: in questa trasmissione, prima di l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare, c'era solo il nostro caro Carlo Cambi. Oggi, caro Giulio, lei gli fa il controcanto, cioè sono diventato uno che critica il governo anch'io. Possibile mai che nel nostro paese, con questo governo di centrodestra, non ci sia almeno una cosa che non dico funzioni, ma almeno funzionicchi? Ora faccio una piccola nota, poi ti lascio subito la parola, Carlo. Per quanto mi concerne, io non ho alcun atteggiamento pregiudiziale verso questo governo o verso questa radio o verso la Lega, verso Salvini e compagnia cantante, che li conosco da 35 anni e ci lavoro qua. Questo mi sembra di una banalità talmente sconcertante che il doverlo sottolineare un po' mi umilia, però lo faccio perché così togliamo via questi ragionamenti qua del cavolo. Quindi il mio non è controcanto, l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare. È cercare di ragionare come mi suggerisce il mio di cervello, non quello degli altri, ed è finita lì. Molto semplice. Posso avere tutti i miei limiti, ma se c'è una utilità di questa trasmissione che si chiama Gli Scorretti è quella di essere sinceri, onesti, trasparenti, chiari. Poi possiamo dire un sacco di cagate e di stronzate per essere molto eleganti e funariani, visto che abbiamo citato il grandissimo e ineguagliabile Funari. Però lo si fa in chiarezza, in buona fede, in trasparenza e in totale pubblicità, perché tutti ci ascoltano e tutti ci vedono talora. Carlo, a te la parola. Vede, caro, allora gli altri 2 ascoltatori non li commento perché hanno detto cose assolutamente condivisibili. Ma voglio rispondere a questo signore Giulio da Roma, mi pare? No, Gianni da Roma. Gianni da Roma. Vede, una cosa buona questo governo l'ha fatta, per esempio, non aderire ai volenterosi, per esempio non rompere il fronte con Trump, per esempio
smontare la retorica secondo cui l'immigrazione deve essere sostenuta per forza, per esempio cominciare a dire che i pro-PAL non hanno sempre ragione, per esempio cominciare a dire che nelle scuole bisogna tornare a studiare. Sono tutte cose fatte benissimo. Quanta roba, Carlo. Ma se vuole gliene metto molte altre. Ma c'è un piccolo problema però, che tutte queste cose devono avere sintesi in un'idea di paese che, aspettandosi un governo di centrodestra, è un governo meno oppresso dallo statalismo, più libero dalle tasse e più capace di intraprendere. Perché le faccio osservare, caro Gianni, che probabilmente lei è come me pensionato e che quindi non abbiamo un problema immediato di immaginarci un futuro, che ci sono in Italia una serie infinita di ragazzi che né studiano né lavorano perché non hanno una prospettiva di futuro, e c'è un'intera generazione allevata sull'aspettativa che qualcosa piova dal cielo. Ecco, un governo di centrodestra dovrebbe fare esattamente il contrario e dovrebbe, per esempio, sulla sanità, evitare la narrazione cara alla sinistra che più soldi ci butti dentro e meglio è. No! La sanità deve essere efficiente, deve rispondere ai bisogni dei cittadini. Le faccio un'altra osservazione. Ci si aspetterebbe da un governo di centrodestra che, per esempio, i componenti dell'Agenzia del Farmaco non avessero nessun rapporto con le aziende farmaceutiche, come invece ha tollerato per anni la sinistra. Ci si aspetterebbe da un governo di centrodestra che sul referendum per la giustizia non ci fosse la tiepidezza tattica perché se lo perdiamo così non abbiamo contraccolpi, ma ci fosse una decisa scelta di campo per dire in questo paese basta con le caste. Ci si aspetterebbe da un governo di centrodestra che dicesse il Presidente della Repubblica che dura in carica 14 anni è un'aberrazione. Ci si aspetterebbe che di fronte a un consigliere del Quirinale che è segretario del Consiglio di Difesa e che si permette di dire che serve uno scossone, il Presidente del Consiglio andasse al Quirinale e dicesse questo lo fai dimettere immediatamente. Ci si aspetterebbe questo da un governo di centrodestra e invece di tutto questo, come lei sa meglio di me, non c'è traccia. Carlo, sei stato molto chiaro, come sempre. Ci sono 2 messaggi che ti voglio leggere, però faccio un piccolo passo indietro. E a proposito della vicenda di Davide Rossi, a maggior ragione per il fatto che tu hai conosciuto direttamente e da vicino lui stesso, no? E ce l'hai illustrato sinteticamente prima che tipo di persona fosse. E dato atto del fatto che comunque, come tu hai detto, la commissione parlamentare di inchiesta è stata molto efficace e coraggiosa, perché io non ho memoria di una commissione parlamentare di inchiesta come quella bis sul caso di Davide Rossi che arrivi a dire c'è stato un omicidio. Una parola impegnativa, pesante, una ricostruzione molto chiara, un'individuazione di un fatto in maniera molto, come raramente accade nelle commissioni di inchiesta. Ecco, superata questa soglia, è stato ammazzato, è stato picchiato e poi fatto cadere giù, buttato giù dalla finestra. Si arriverà alla determinazione di chi ha voluto ammazzare Davide Rossi, anche sulla scorta di questo prezioso lavoro della commissione di inchiesta, o questo prezioso lavoro non impedisce che poi tutto venga travolto dal silenzio, immerso nella nebbia, silenzio assoluto e non si farà mai chiarezza. Secondo te come va a finire? Non ti sento. Pronto, ecco, sì, ci siamo. Va a finire, come hai detto te, nella seconda parte della tua considerazione, perché se tu non hai il coraggio di dire che difendi a spada tratta il ministro Nordio, finisce che poi, siccome c'è un'implicazione diretta della magistratura in questo errore rispetto alla fine di Davide Rossi, viene tutto abbuiato. Ma quindi è per quello tu dici Nordio deve mandare gli ispettori e fare chiarezza su quel che è successo a livello magistratura. Ma ti faccio un'altra domanda.
se a un parente vostro fosse successo di rimanere 29 minuti agonizzanti su un selciato senza che nessuno si preoccupasse di chiamare i soccorsi, voi come reagirete? Con qualcuno che lo vede peraltro e va a controllare. Con qualcuno che lo vede, e si dice che le telecamere di sicurezza in Monte dei Paschi erano staccate. Voi come reagireste? Perché questo è il tratto di David Rossi, non è un'altra storia. E aggiungo, sapendo che Palamara probabilmente oggi o domani o dopodomani verrà scagionato a Perugia da tutte le accuse e potrà richiedere di tornare in magistratura, secondo voi che cosa succederà? Il Colle continuerà a dire che nel CSM c'erano alcune mele marce o si pone un problema politico di enorme portata? E per la convenienza di rimanere a Palazzo Chigi possiamo sopportare tutta questa degenerazione nella casta dei togati o bisognerebbe pretendere la massima chiarezza? Così rispondo di nuovo un'altra volta a Gianni. Sì. Quindi se ne farà nulla. Si arriverà a capo di niente. No, sono convintissimo. Perché immagino la famiglia, la moglie e la figlia, come la possano prendere. Vabbè, io spero che Carolina, come ha fatto fino adesso, non molli, e per quel che mi riguarda farò di tutto perché questo non accada. Detto questo, sai come finirà? Ti diranno che gli esecutori materiali non si riescono a individuare e che per i reati commessi scatta la prescrizione, per cui arrivederci, grazie. E perché ci hanno buttato in mezzo l''ndrangheta? Ma perché al di là della manovalanza, diciamo, che può essere, però se io ci metto dentro la malavita organizzata, no? Dico che è una vendetta dei porci. No, perché attenzione, questa cosa dell''ndrangheta rischia di buttare un ulteriore schizzo di fango anche su Davide Rossi. Certo, perché se tu criminalizzi la vittima, assolvi il sistema, ma Davide Rossi è una morte della copertura del sistema indegno dei quattrini in questo paese, che vi piaccia o non vi piaccia. La verità vera su Davide Rossi è questa, perché ci sono coinvolgimenti di Banca d'Italia, perché ci sono coinvolgimenti del potere politico, perché ci sono coinvolgimenti delle altre banche nel caos Monte dei Paschi, e Davide Rossi è la vittima sacrificale del caos Monte dei Paschi. Io lo so che Giuseppe Mussari a me l'intervista non me la darà mai, ma insisterò fino alla fine dei miei giorni perché Giuseppe Mussari mi racconti finalmente tutta la verità sul Monte dei Paschi. E ti posso dire la verità, non lo escludo che prima o poi a Mussari gli girino le balle e la racconti. E perché dovrebbero girargli? Perché Mussari è stato indicato come è l'Epstein della finanza italiana, Mussari, ok? E ti posso assicurare che come nei file di Epstein ci sono rimasti incastrati Bill e Hillary Clinton che volevano passarci da Santi, si apre bocca Mussari, tanti profeti attuali dell'economia italiana ballano la samba. Quindi non la aprirà? Quindi non la aprirà, perché se la apre rischia di fare il Davide Rossi bis. O gliela chiudono, appunto. Ma non devi neanche mostrare di volerla aprire, perché Davide Rossi per aver dichiarato di voler aprire la bocca l'hanno ammazzato. Esatto. E la domanda è, secondo te l''ndrangheta l'ammazza perché lui apre bocca? Non credo proprio. O l''ndrangheta, ammesso che non sia stata l''ndrangheta, non svolge semplicemente il lavoro sporco per nome e per conto di qualcuno? Poi fammi dire una bestialità, ma l''ndrangheta è meno sporca di quel livello lì. Beh, sì, sicuramente. Quantomeno non si mette il colletto bianco. Appunto. Carlo, tu hai fatto un accenno prima a Palamara. Oggi vedo che sul tuo giornale, sulla Verità, egli è in prima pagina, perché Giacomo Amadori racconta di lui. Palamara pronto a rimettersi la toga. La procura che lo accusava ha approvato la revoca del patteggiamento e ora il dottor Palamara vuole tornare al suo mestiere perché dice che la sua radiazione dalla magistratura è superata dai fatti. Questo cosa significa tradotto in volgar lingua?
Significa, allora, la procedura è un po' E complicata. in tutto questo, perdonami, in Stava- tutto questo però l'austero rappresentante presidente del CSM, eccetera, eccetera, che è anche il primo dei politici per importanza e ruolo istituzionale di questo paese, che c'è sta a fa? non lo so, bisognerebbe chiederglielo. Io ricordo che scoppiato il caso Palamara, il signor Presidente della Repubblica va al CSM, fa finta di fare una ramanzina e però poi dice che se ci sono state alcune mele marce il sistema si regge. Il problema è che il sistema si chiamava sistema Palamara, ok? E se Palamara ritorna in magistratura riacquisisce il potere inquirente, e se Palamara riacquisisce il potere inquirente, per quelli che stavano insieme a lui e che lo hanno ovviamente tradito, forse non sono giorni felicissimi. Però Carlo, scusami, tutto questo mi restituisce per l'ennesima volta lo scenario di una guerra tra bande, tra cosche, tra capi mafiosi, Sì. tra capi bastone e compagnia bella. Guarda che A me da diciamo cittadino normale questo spettacolo mi fa schifo. Sapessi a me. Dico, Guarda che come diciamo frega a la me se Palamara si differenza. rimette la toga e si mette a posto i conti. A me dovrebbero mettermi a posto i conti miei di cittadino normale con la giustizia, no? Una giustizia che funziona, eccetera. Tutte queste belle balle che raccontano sempre. Vorrei farti notare che non c'è una grande differenza tra Palamara e Davide Rossi. Da che punto di vista, Carlo? In che senso lo intendi? Nel senso che come Davide Rossi è vittima di un sistema e avere la forza di dire che è stato ammazzato significa mettere in crisi il sistema, sì. Se Palamara viene riabilitato significa che metti in crisi il sistema che aveva cercato di metterlo a tacere. Quindi vuol dire che due percorsi cardine del potere in questo paese, la casta dei magistrati e la casta dei finanzieri, finiscono per essere messi in discussione alla loro radice. Ed ecco che un cittadino come te, se potesse contare su una stampa effettivamente libera, avrebbe la possibilità di far tornare i propri conti, quantomeno nel recuperare fiducia nelle istituzioni. Ma non so se però l'operazione Palamara servirà a questo. Tu che dici? Non lo so, io ti dico che se io fossi nei panni di Palamara e ottenessi la riabilitazione, nel senso che il patteggiamento viene annullato, le accuse cadono e lui può validamente presentare ricorso per farsi reintegrare nei ranghi, se io fossi Palamara, così come ho denunciato quando mi hanno cacciato, reintegrandomi lotterei contro il sistema. E tu capisci che se perdesse il referendum e si ritrovasse Palamara fra le palle, per la casta dell'Associazione Nazionale dei Magistrati sarebbe un 1-2 che manco Cassius Clay, voglio dire. O Muhammad Ali, che dir si voglia. Si andrà in quella direzione? Non lo so. Una cosa è sicura, a Perugia c'è uno come Cantone e Cantone fa parte di quel pezzo di magistratura che non guarda in faccia nessuno, neppure alla magistratura. Tanto è vero che il caso Striano, come sai, gliel'hanno sfilato di sotto le mani. Sì, perché era un caso esplosivo finito nel nulla. Esatto. Già finito si può dire nel nulla, no? La vicenda degli spioni, Striano. Insomma, finito nel nulla non lo so, perché vedo che Cacchiere Berao balla parecchio. Comunque una cosa è sicura, la faccenda di Striano è una di quelle tante cose sulla quale ai tempi miei, quando ti parlo dell'Espresso Vero, ti sto parlando del Giorno Vero, ti sto parlando del Corriere della Sera Vero, su un caso come quello di Striano avremmo fatto un casino che la metà bastava. Però infatti, i giornali italiani, tutti tranquilli, tutti buoni. La domanda è, ma la signora Gruber a 8:30 del caso Striano quando se ne è occupata, e la signora Gruber di Davide Rossi a 8:30 quando se ne occuperà,
e la signora Gruber della reintegrazione di Palamara a 8,5, quando se ne occuperà? Fatevi queste domande invece di pensare che noi e gli scorretti ce l'abbiamo col governo. Sarà questione di grembiulini. Intanto c'è una telefonata allo 02 92 94 7222. Pronto? Ha chiuso? Ha chiuso, quindi non c'è più. Vi ricordo anche il numero, abbiamo ancora qualche minuto. Il numero per mandare i messaggi è il 340 6709 659. Carlo, c'è capito, parlare di Trump, parlare dell'ONU, parlare della Croazia, parlare dell'Ucraina, tutto facilissimo. Però quando poi gli chiedi di mettere le mani nella, tra virgolette, M italiana, allora tutti che si defilano. No, però c'è questo refrain che certo sì, magari sulla politica interna siamo debolucci, però a livello internazionale abbiamo acquisito un prestigio straordinario e impareggiabile e assoluto. Ma è in parte vero, è sicuramente vero che l'Italia è tornata al centro dello scacchiere, che in Europa non siamo più la Cenerentola, che probabilmente l'atlantismo di Giorgia Meloni, di fronte al quale chapeau, mi levo tanto di cappello perché è stata abilissima in questo. Il problema che ha la Meloni è che la sua statura è enormemente più alta della Corte dei Miracoli che si porta dietro. E l'altro problema è che noi giornalisti abbiamo smesso di fare il nostro mestiere, cioè non ci occupiamo più della ricerca della verità delle cose scomode, perché siamo stati ridotti, grazie all'abitudine dei talk show televisivi, ad essere dei tifosi. Noi giornalisti, anche se abbiamo le nostre idee, come te, come io, che siamo sicuramente appartenenti a un'area di centrodestra, non dobbiamo essere tifosi, dobbiamo essere prima di tutto testimoni. E come mi ha insegnato Lamberto Secchi, mio primo direttore a Panorama, i fatti vanno separati dalle opinioni. Il problema è che oggi si fanno solo opinioni e nessuno cerca i fatti. Beh, d'altro canto però per far carriera, per andare in TV, per essere nominato di qua e di là, devi fare come fanno questi adesso, no? C'è poco da fare. Ho capito, posso dirti che dall'alto dei miei 70 anni io non ci sto. Beh, questo se siamo in due, però importa poco in termini di sistema. Comunque abbiamo due telefonate, ben due, allo 02 92 94 7222. Sentiamole come un solo uomo. Pronto? Pronto? Eccolo qua, buongiorno. Nicola da Padova. Buongiorno. Nicola Saluto da Padova. anche Cambi. Giusto? Nicola da Padova. No, perché aveva cominciato sto programma qua in un certo modo, un po' che mi lascia un po' strano. Dopo, verso la fine qua del programma, sono venuti fuori tutti gli argomenti principali, insomma, che sono in dibattimento pubblico in questo periodo. Cioè, io voglio dire, no, ma visto alla luce di tutti questi discorsi, eccetera, che sono stati fatti proprio adesso, ma per questo referendum, no? C'è questa volontà degli italiani di voler modificare o si vuole lasciare tutto fermo, bloccato, lo status quo? Vinca l'uno, vinca l'altro. Io sono convinto che gli italiani vorrebbero cambiare, rinnovare questo paese, anche dentro le stanze chiuse. È possibile fare questo passo per il bene di questo paese? Io penso di sì, alla luce anche di tutto quello che ha detto Cambi. Bene, grazie Nicola. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Giulio, un saluto, un abbraccio a Carlo. Credo che il miglior sponsor per il referendum sulla giustizia di votar sia Beniamino Giunchedo, credo che sia la persona più indicata. E mi ricordo che nel 2008 intervistasti Stefano Livadiotti nel suo libro, che ne aveva fatto 2, La casta, riferita magistrati e l'ultracasta, e poi l'ultracasta dei magistrati, che già a quei tempi, e poi quando facesti in Onda Libera Achille Toro con quell'altro suo socio lì in affari giudiziari che ci spartivano
le varie cariche, quando c'era Di Liberto poi a fare il ministro, che era diventato mandammo delle intercettazioni, mandai fenomenali sul peso delle correnti e su come funzionavano. Non sono serviti a niente. Speriamo che votando sì poi non ci sia qualcuno di regia quirinalizia che vanifichi il tutto, perché già c'è riuscito Giuliano Amato in parte a non mettere la punibilità dei giudici, chi sbaglia, perché nell'87 c'era la punibilità anche dei giudici, ma qualche manina di integerrimi è riuscita a sopperire un po', però è già qualcosa a votar sì. Un saluto, un abbraccio. Carlo, a te la parola. Sai, con me sfonda una porta aperta. Votare sì non è un punto d'arrivo, ma è un punto di partenza. E se non voti sì, vuol dire che vuoi ancora vivere nel Medioevo in questo paese, perché vedete il tema è, ci sono tutte le tecnicalità che abbiamo spiegato 1000 volte e se volete ve le rispiego avendo questo povero pezzo di carta sulla giurisprudenza, ma il tema è più grande. Il voto al sì è la prima volta che una casta di questo paese viene sottoposta a giudizio popolare e il popolo dice avete rotto. Allora, se tu riesci a delimitare non il potere di esercitare le funzioni, ma il potere di rappresentarsi come corpo estraneo dello Stato al di sopra della potestà popolare, riesci a dimostrare che si può ricondurre sotto la potestà popolare chiunque, allora anche le altre caste, quella politica, quella criminalizia, quella degli affari, cominciano a prendere atto che il popolo è tornato a contare. Quindi è vero che il voto sul referendum è anche un voto politico, ma lo è in questo senso, di riaffermare l'articolo 1 della Costituzione della Repubblica, che dice che il potere appartiene al popolo, che lo esercita nelle forme della Costituzione. Carlo, prima di salutarci, una domanduccia che forse è provocatoria, forse no, non lo so. Allora, 1989, nuovo codice di procedura penale, no? Sì. Si introduce in Italia il cosiddetto processo accusatorio. Tutto sommato, il referendum... Articolo 111 della Costituzione. Quello 10 anni dopo, nel 99. Sì, perché poi che porta poi a quella cosa lì. Esatto. Allora, 89, poi per più o meno, diciamo, per adeguare le cose, il referendum prossimo è una traduzione, una parziale traduzione di quei principi. Allora, sono passati 36 anni. Se il principio del giusto processo, articolo 111, è entrato nel 99, dobbiamo aspettare altri 36 anni dal 99 per attuare i principi del giusto processo o iniziare a farlo? No, fortunatamente no. La riforma costituzionale è concepita da un fine giurista qual è Nordio, in modo tale che praticamente ha degli automatismi, cioè quindi non devi aspettare chissà che. Certo, c'è il problema di smantellare il CSM così come è fatto, costruire altri 2 CSM, di nominare l'alta corte, ma insomma se il Parlamento vuole e si dà una mossa è una roba che in un anno sistemi tutto, ok? Tant'è vero perché volevano in tutti i modi ritardare il voto, perché sapevano che se si fosse ritardato il voto anche in caso di vittoria del sì, mancavano i tempi tecnici per rinnovare il CSM prima della sua scadenza e quindi anche il CSM rinnovato sarebbe stato rieletto col vecchio principio. Fortunatamente i tempi li abbiamo tenuti serrati e avendo avuto i tempi serrati della consultazione, se vince il sì, secondo me entro la fine della legislatura la riforma del CSM diventa operativa. Sì. L'ultima cosa, velocissima, intanto ti ringrazio perché sei riuscito a stare 1 ora e 20 al telefono viaggiando, quindi la trasmissione di oggi è riuscita nonostante le difficoltà pratiche. Grazie Carlo. L'ultima cosa, legge elettorale. Ma non è che porta male parlare di legge elettorale da parte della maggioranza di turno, come quasi sempre è accaduto? Posso essere cattivo e Dimmi. Si parla di legge elettorale perché la Meloni sa perfettamente che se vince il referendum può andare alle elezioni anticipate.
Quindi può anche accadere che dopo il voto ci troviamo in campagna elettorale. Sì, secondo me sì. E forse non è neanche sbagliata come tattica. Tutto sommato, sì. Devo dire che però sarebbe più serio far sedimentare il referendum, se si vuole cambiare la legge elettorale, cambiarla, anche se come dici tu non è mai pesato profittevole, ma una cosa è certa: la Meloni ha un problema su alcuni collegi uninominali, probabilmente ha fatto accordo con la Schlein che ha ugualmente quel problema, perché se no i 5 Stelle glieli vincono, e la Schlein ha bisogno di blindare le preferenze, perché se mai facesse le primarie, secondo me oggi nel campo largo vincerebbe Conte. Quindi ci sono due interessi apparentemente confliggenti che invece sono confluenti nella riforma, nella nuova legge elettorale. Devo dire che parlarne adesso sotto referendum secondo me è politicamente un errore, però io sono convinto che sia tatticamente un'idea di dire: vinco il referendum, si va a votare e poi vado a votare. Beh, Carlo, grazie anche per questo scenario futuribile, buona mattinata, buon lavoro, buoni incontri a te e un saluto a Marco. Grazie Marco, saluta, io ringrazio tutti quelli che ti hanno ascoltato, ovviamente abbraccio te, perché sai che fra me e te ormai c'è una corrispondenza di culturali sensi, ok? E ne sono onorato, grazie Carlo, un saluto a tutti. Ciao, un abbraccio a tutti. Avete ascoltato Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.